bentrovati a voi la linea. Al momento nessun rischio per la popolazione, è quanto è emerso dall'incontro in prefettura a Gorizia convocato per lo spaventoso incendio di Mossa, dove ad andare a fuoco in una fabbrica dismessa sono state migliaia di tonnellate di rifiuti. La Regione si è presa l'impegno di rimuovere i rifiuti non appena sarà possibile. Per noi ha seguito l'incontro Timothy Dissegna. Si è conclusa in tarda mattinata nel Palazzo della Prefettura a Gorizia, alle mie spalle, la riunione riguardo alla situazione scoppiata dopo l'incendio a Mossa nell'ex stabilimento Bertolini della zona industriale. Il prefetto Raffaele Ricciardi ha incontrato il sindaco Emanuela Russian insieme ai vertici della regione e ai tecnici, presente il vicegovernatore Riccardo Riccardi e l'assessore alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro, insieme appunto ai vertici di Asugi, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine, per capire quali sono le conseguenze al momento del rogo scoppiato in via Isonzo. Una situazione tenuta sotto controllo da ARPA, come hanno spiegato nel corso dell'incontro. Non ci sarebbero per il momento problemi per la salute delle comunità locali, comunità interessate fin dalle prime ore del rogo. Ricordiamo, sono 4.500 le tonnellate di rifiuti che erano stipati all'interno del magazzino, stipati abusivamente, come è stato riscontrato dai carabinieri già nel maggio del 2020, poi indagini che hanno portato a un processo con 3 condanne arrivate nei giorni scorsi. 4.500 tonnellate di rifiuti plastici, abbiamo detto, sono stati praticamente tutti andati a fuoco nella devastazione che ha colpito la zona. Sono ancora in corso di spegnimento le fiamme nell'area. Si conta di concludere il tutto già oggi. Nel frattempo il sindaco Emanuele Russian, così come i suoi omologhi di Capriva, del Friuli e San Lorenzo Isontino, i paesi più interessati dal fumo scaturito dall'ex stabilimento, potranno ampliare per le prossime ore le ordinanze restrittive per prevenire la circolazione della propria popolazione a scopo precauzionale. Abbiamo sentito il prefetto Raffaele Ricciardi insieme all'assessore alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro e anche l'intervento del sindaco Russian. Abbiamo riscontrato che sulla base dei primi accertamenti tecnici effettuati da ARPA, che è immediatamente intervenuta sul posto, al momento non sembrano prospettarsi rischi per la popolazione conseguenti a questo incendio che è tuttora in corso. I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre provenienti da tutta la regione, hanno fortemente circoscritto e limitato l'incendio e auspichiamo che nella giornata odierna dovrebbe riuscire a spegnersi completamente. In ogni caso, in attesa dell'esito degli accertamenti che dicevamo ARPA ha effettuato, è stata condivisa l'opportunità che i sindaci dei comuni più interessati dalla vicenda, quindi Mossa, Capriva e San Lorenzo, adottino oppure proroghino a secondo dei casi l'ordinanza già adottata per chiudere le scuole, chiudere gli impianti sportivi all'aperto, parchi pubblici e in linea più generale limitare l'uscita della popolazione solamente in casi di necessità e con persone dotate di dispositivi di protezione individuale. Il materiale era sotto sequestro, confisca da parte della magistratura, quindi non si poteva portare via. Semplicemente adesso, tramite i nostri uffici, abbiamo qua l'ingegner Canali, avevano predisposto un bando, ma perché è successo nell'ultimo periodo, affinché ci fosse una società con una gara con evidenza pubblica che rimuovesse e bonificasse il tutto. Ovviamente questo fatto ha complicato il tutto perché adesso va rivista, non si può fare la stessa gara che era prevista prima, non la possiamo fare adesso, posto che il materiale è completamente diverso, nel senso che essendo bruciato
cambia ovviamente il tipo di rimozione e di bonifica. Comunque tutti gli uffici hanno fatto esattamente quello che era previsto nel caso di una confisca e fatto anche con tempi certi e con dei poste bilancio certe. L'ordinanza che è stata emanata ieri sera verrà prorogata in attesa appunto delle verifiche che sono state fatte da ARPA, quindi certamente per le prossime 48 ore manterremo l'ordinanza, quindi anche la chiusura delle scuole, dei parchi pubblici, delle zone aperte, insomma, con tutte le cautele che diceva il prefetto, chiedendo alla popolazione di rimanere in casa, di uscire con dispositivi di sicurezza che insomma ormai li conosciamo da 2 anni, quindi in questo saremo un poco agevolati, ecco. Il fenomeno della violenza sulle donne resta un tema centrale nella vita di tutti i giorni e con la pandemia le cose sono peggiorate. Il GOAP, il centro a cui chi subisce maltrattamenti si può rivolgere a Trieste per chiedere protezione, ha tracciato un primo bilancio e ha lanciato l'accordo con l'Ordine dei giornalisti e FNSI per sensibilizzare la categoria dei giornalisti a una corretta informazione. Sentiamo. Com'è la situazione a Trieste sulla violenza sulle donne? È ancora un problema importante? È ancora un problema importante, lo dicono un po' i numeri che abbiamo, sono numeri sostanzialmente in linea con quelli degli anni precedenti. Quello che sono aumentati tanto sono i colloqui che stiamo facendo con le donne, quindi sono aumentate le richieste di percorsi e abbiamo percorsi che si sono in parte anche allungati perché appunto il numero complessivo dei colloqui svolti è aumentato, ne abbiamo fatti più di 1300 quest'anno, sia in modalità smart che in presenza, provando in qualche modo a adeguarci a quelle che sono le richieste insomma, che ci vengono dalla SUGI, dal Comune per la pandemia che è in corso. In questo senso la pandemia ha cambiato ancora una volta le carte in tavola, c'è chi magari era già vittima ed era prigioniera e ancora più prigioniera. Sì, lo è, quello che era un po' lo slogan, no? Rimanere a casa perché la casa è un luogo sicuro rispetto alla pandemia, per le donne ma anche per i bambini di queste donne che invece vivevano situazioni di violenza, la casa è diventata il luogo in assoluto più insicuro, più pericoloso e questo è un po' confermato anche rispetto allo scorso anno quando eravamo in pieno lockdown dal fatto che le violenze che le donne ci riportano sono diventate non solo maggiori ma anche più gravi. C'è una sottovalutazione del concetto di violenza, cioè la violenza può essere anche, oltre ovviamente a quella fisica, anche verbale e nell'atteggiamento. Assolutamente, c'è una minimizzazione che riguarda da un lato chi l'agisce, che molto spesso sposta la responsabilità sulla propria compagna con quelle frasi "è colpa tua, mi hai provocato" e che in qualche modo sposta appunto su di lei la responsabilità di agiti che sono in capo invece soltanto chi li commette. Nelle donne perché la minimizzare o anche negare in alcuni casi la violenza è una strategia per affrontarla, si chiama strategia di coping, ma anche della società perché affrontare un tema così diffuso che ha dei dati assolutamente allarmanti, la violenza è un fenomeno strutturale, non emergenziale, è molto complesso, quindi anche negli operatori c'è una tendenza talvolta a sottovalutarla, in particolare negli operatori della giustizia. Invece non bisogna sottovalutare nessun grido d'allarme, in questo senso oggi bisogna e si deve assolutamente denunciare anche ai sanitari magari o al 112, insomma a chiunque, ci sono gli strumenti per poterne uscire. Ci sono gli strumenti, la denuncia non è l'unico strumento, gli strumenti sono vari e fare un percorso di consapevolezza e di messa in sicurezza è secondo noi il passo più importante. La denuncia invece non è obbligatoria, può essere necessaria in tutti i casi in cui in qualche modo la violenza da un lato viene, come dire, segnalata da terzi, come diceva lei, ad esempio da pronto soccorsi che hanno un obbligo di referto per prognosi superiori ai 21 giorni, o nei casi in cui la donna si senta in grado di affrontare tutto quell'iter giudiziario che consegua alla violenza, cioè l'apertura di un procedimento penale. O in casi in cui non ci sia quello penale, poi c'è tutto un discorso più ampio che riguarda invece i procedimenti civili di separazione con affido dei minori e invece i ricorsi presentati al Tribunale per i minorenni nei casi i figli assistano o subiscano direttamente violenza da parte del padre o compagno della madre. Si parla di violenza sulle donne, ma è fondamentale anche il ruolo della stampa su come affronta questa tematica e le parole che vengono usate.
Sì, perché sappiamo insomma il ruolo fondamentale che hanno le parole, la stampa nel condizionare, diciamo, l'opinione dei cittadini e anche nel veicolare certi messaggi. Ecco, alcuni titoli che continuiamo a leggere, alcuni modi di narrare la violenza contro le donne rischiano di innescare quel fenomeno che si chiama vittimizzazione secondaria, cioè di rendere la donna vittima, sopravvissuta, come dire, vittima una seconda volta, nel senso che non le viene riconosciuto il vissuto di violenza che ha subito, viene minimizzato il reato, viene quasi normalizzato, e questo è tra l'altro uno dei motivi che portano a far sì che a volte le donne, come dire, facciano fatica a denunciare proprio perché come dire, subiscono da tempo questa esperienza di non essere credute e anche il fatto che la violenza che subiscono sia quasi data, non dico per scontata, ma sia stata nel corso dei decenni, degli anni, anche dei secoli, potremmo dire normalizzata. Spesso viene associato l'amore a un delitto passionale, anche questo è un altro concetto da superare, non può esserci amore in una violenza verso un'altra persona. Assolutamente, tutti quei titoli che parlano di troppo amore, di raptus, di eccesso di gelosia, sono tutti titoli che fanno male, che sono assolutamente fuorvianti e che dobbiamo assolutamente superare, ecco, a volte per un click in più o per, insomma, molto spesso anche per mancanza di formazione, perché si pensa che, come dire, sia un fenomeno che tutti possono affrontare, tutti possono trattare, come dire, si cade in questa superficialità, che però è una superficialità colpevole, che fa molto male e che come dire, spesso ripeto, porta le donne a, come dire, sentirsi violate una seconda volta nella loro dignità di persone. Spazio adesso ad alcuni brevi messaggi pubblicitari, ci ritroviamo subito dopo. Ed eccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. Domani è la giornata dei bimbi nati prematuramente. Ci colleghiamo con il reparto di neonatologia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove la nostra Paola Treppo ci parla della ricorrenza assieme alla dottoressa Carla Pittini, primario del reparto. A te la linea, Paola. Sì, eccoci, siamo con la dottoressa Carla Pittini per annunciare quelle che saranno le iniziative di domani per la giornata dei bambini che nascono prematuri. Siamo alla Santa Maria della Misericordia di Udine. Buongiorno a tutti, domani festeggeremo la giornata mondiale della prematurità, cioè ricordiamo a noi e a tutti che un bambino su 10 nasce prematuro e che ha bisogno di cure speciali e di attenzioni speciali. Il claim di quest'anno è il zero separazione, cioè ci impegniamo tutti a riimmaginare i nostri reparti in termini di vicinanza delle famiglie, in particolare dei genitori ai bambini pretermine. Il nostro reparto storicamente è sempre stato un reparto aperto alle famiglie, messo però a dura prova ovviamente dall'esperienza del Covid, che è stata drammatica per tutti. In questo momento, in particolare domani, rimmagineremo di nuovo un'apertura totale e reimmaginiamo gli ospedali stessi in maniera diversa, almeno ci diamo la possibilità di sognare, di poter avere anche delle strutture, come si sta già organizzando Santa Maria della Misericordia, per mantenere sempre mamma e papà accanto ai loro bambini, per garantire il miglior sviluppo possibile. Ecco, quanti sono i bambini in questo momento che vengono seguiti dal vostro reparto? Allora, in questo momento in terapia intensiva neonatale sono ricoverati 22 bambini con problematiche di tipo diverso, che vanno dalla prematurità estremamente importante, cioè bambini che nascono anche sotto le 28 settimane gestazionali e sotto il 1,5 kg, a bambini un pochino più grandi, fino ai bambini a termine che in questo periodo vengono ad esempio ricoverati per complicanze di tipo respiratorio. Ecco, quanto è importante diciamo, seguire immediatamente la mamma e il bambino quando si creano delle complicazioni anche appunto inaspettate come un parto prematuro. È fondamentale da subito il contatto
Diciamo che noi neonatologi parliamo prima del parto, quando è possibile nella prematurità, quando le condizioni ce lo permettono, con la famiglia, in modo da sottolineare da subito quanto la famiglia sia terapeutica, al pari di tutte le strumentazioni o forse di più e di tutti i farmaci che noi possiamo dare ai nostri bambini. Quindi il legame con mamma e papà e con la famiglia poi è fondamentale da subito per consentire di ridurre le complicanze. Cioè l'evidence-based medicine ci dice che una famiglia presente e contattata costantemente nelle scelte che noi facciamo, una famiglia che entra in reparto, che sta col proprio bambino, è una famiglia che migliora gli outcome, cioè migliora la prognosi del bambino e migliora la qualità di vita del bambino. Ecco, negli ultimi anni, negli ultimi decenni, le gravidanze arrivano in età più tarda e c'è una maggiore incidenza di bambini nati prematuri anche per questo motivo? Senz'altro. Oggi le cure ostetriche così personalizzate e così adeguate alle patologie delle donne consentono alle donne di poter avere una gravidanza anche con patologie estremamente complesse e gravi pregravidiche. Senz'altro l'età avanzata ha aumentato l'incidenza della prematurità. Ecco, quali sono i pesi, diciamo così, minimi dei bambini che possono essere poi, diciamo, recuperati grazie alla professionalità e alla capacità della scienza? Allora, possiamo arrivare anche subito al di sotto dei 500 grammi. In realtà, per quanto riguarda la prognosi dei nostri bambini prematuri, ha certo un peso, appunto il peso neonatale, ma un ruolo fondamentale l'età gestazionale. La viability, cioè la possibilità di sopravvivere di un neonato, è riconosciuta a livello nazionale, internazionale, attorno alle 23 settimane di vita. Questo non significa che bambini di bassa età gestazionali non vadano incontro a complicanze importanti e non significa che non abbiano un percorso complesso, molto complesso. Allora ringraziamo la dottoressa Pittini per la sua disponibilità e lasciamo tornare al suo lavoro, insomma molto impegnativo. L'appuntamento allora è per tutte le famiglie, insomma per tutto il reparto e per la giornata di domani. Allora a te la linea. Grazie Paola, sono ormai pochissime le grandi imbarcazioni da pesca della flotta di grado. Le limitazioni imposte dall'Unione Europea sul prelievo ittico e il tipo di lavoro pesante e notturno hanno spinto molti pescatori a demolire la propria barca. Ce ne parla il presidente del mercato ittico di Grado, sentiamolo. Come va in questi ultimi anni il mercato ittico? La pesca non va tanto bene, tra virgolette, nel senso che ci sono sempre meno barche, no? Il motivo è conosciuto, ci sono tante difficoltà, tanti paletti, tanta burocrazia. L'adeguamento alla comunità europea, al piano europeo è difficile da parte nostra e tanti soci hanno preferito demolire le imbarcazioni. Imbarcazioni grandi non ce ne sono pochissime, però è nato un mondo diverso, nel senso che ci sono tante piccole imbarcazioni adesso che lavorano tra laguna e mare. Quanti sono adesso i soci di questo, oppure le persone che fanno parte di questo mercato? Sì, soci ce ne sono circa 130, 120, 130 soci con una sessantina di imprese di pesca, tra grandi e piccole. Quanto ha inciso la pandemia eventualmente sulla vostra attività? Quasi nulla, siamo in primaria e non abbiamo avuto nessun tipo di restrizione. Però il mare è meno pescoso di una volta? No, ci sono meno pescatori di una volta, io la vedo così. E ce ne saranno sempre di meno perché con le leggi... Ecco, perché meno pescatori? Diciamo com'è, la gente non ce la fa più a pescare con tutta la burocrazia e tutti i paletti che mette l'Europa, c'è poco da fare. Abbiamo iniziato la decadenza almeno del porto di Grado, ma non solo, da quando l'Europa ci ha messo i paletti, allo strascico oltre le 3 miglia, oltre le 6 miglia. In deroga hanno tirato via tutto. Quindi la stagionalità anche di alcune specie non è stato possibile più pescarla. Abbiamo un corridoio molto stretto per lo strascico
perché c'è l'autostrada del mare, ci sono le navi, adesso ulteriormente ci sono le passeggeri che corrono su giù e per noi resta sempre meno spazio, quindi sempre meno gente che ha voglia di andare a pescare poi e di fare una vita anche non proprio agiata, insomma. Quindi è un mestiere che al 99% si svolge durante la notte e quindi c'è stato questo sistema messo in atto che a noi è stato deleterio. Generazioni non ce ne sono, successive non ce ne sono perché i giovani ce ne sono pochissimi. Le barche poi arrivate a fine età di quelli che hanno potuto smettere per andare in pensione oppure hanno venduto la barca come capitale. Adesso anche gente di una sessantina d'anni che avrebbe potuto benissimo tirare avanti ancora un po' la carretta, no? Ha preferito buttare via tutto. Il futuro della pesca a grado, io spero che anche se ridimensionato riesca comunque a sopravvivere. Noi per sopravvivere abbiamo dovuto inventarci qualcosa di diverso. Abbiamo per fortuna la possibilità di essere a grado e quindi di avere il turismo e come sa abbiamo sfruttato questa opportunità aprendo un locale, un ristorante dove vendiamo il pesce dei soci fresco, sempre di giornata e solo pesce del Golfo di Trieste, quindi una pescheria annessa sempre tipo spaccio al mercato che è qua a fianco, un po' di vendite tramite i GAS che sono i gruppi di acquisto solidale. Abbiamo messo in atto delle strategie diverse dalla pesca che per fortuna o per visione diversa di quello che è il mondo della pesca siamo riusciti a mettere in atto e ci dà una grossa mano. E la cooperativa per i soci è importante perché ci sono dei servizi che diamo, cassettame, ghiaccio, tutto quello che è la parte burocratica con le licenze, con i fogli d'asta, con le vendite e sarebbe stato un brutto colpo, ecco, perdere questo tipo di aiuto alla pesca. A voi la linea oggi termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi invito a rimanere sintonizzati su Telefriuli. Buon pomeriggio.